Ho cercato Francesca per farle sentire la canzone che ho scritto per lei, ma prima vi leggo il messaggio e qui mi rivolgo a voi ragazze. Ditemi nei commenti se e come avreste risposto a un messaggio del genere, ok? Iniziamo. Ciao Francesca, come stai? Non so se ti ricordi di me. Forse avevamo parlato più di 10 anni fa su Facebook, ma purtroppo mi hanno hackerato l'account e non posso dirti con certezza cosa ci siamo detti. Tra l'altro, maledizione, ho perso tutti i ricordi, ma le medie, tutto. Grazie Meta, torniamo al messaggio. Vengo al punto. Come puoi facilmente intuire, io faccio musica da tanto tempo e avrei una sorpresa molto singolare per te. Voglio rassicurarti, dicendoti che non è assolutamente un modo per provarci con te, ma anzi è qualcosa che potrebbe farti tanto piacere ricevere. Appena ci sei, se ti va, ti racconto meglio. Volete sapere la risposta? Lu, metti il rullo di tamburi. Oh! Niente, assolutamente niente. Questo messaggio l'avevo mandato a febbraio, ma non ho ricevuto risposta. A dire la verità un po' sono deluso, perché non posso farle arrivare in modo naturale, con simpatia, un messaggio così importante, proveniente da 15 anni fa, scritto da un ragazzino che vedeva in lei, oltre a una bellissima ragazza, proprio una idealizzazione di qualcosa di indimenticabile. Ma voi potete ancora scoprire il suo cognome e da dove viene, perché nella seconda strofa ci sono due momenti in particolare dove con un po' di logica potete capire sia il suo cognome che da dove viene. L'età, perché lei di 15 anni fa di certo non aveva 5 anni. Vi aspetto nel video musicale che è uscito in questo momento su YouTube per poter trarre le vostre conclusioni e ascoltarvi una canzone che ha tanto da raccontare. Anche perché